Si abbassano le bandiere, cala il silenzio nelle città. 5 giorni di lutto in Italia per la morte di Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, il Papa di tutti, il Papa degli ultimi. Il vescovo di Roma venuto dalla fine del mondo. Si era presentato così dalla terrazza di San Pietro un buonasera, fratelli e sorelle, che per tutti è stato l'inizio di un sodalizio di vicinanza e all'uomo che ha portato la Chiesa nelle periferie umane e cittadine. In Veneto è il presidente ANCI Mario Conte a invitare i colleghi a esporre le bandiere in segno di lutto. È un momento delicato per tutti noi e quindi era il minimo che potevamo fare. L'appello che faccio, oltre a mettere le bandiere a mezz'asta, è quello di far nostri gli insegnamenti di Papa Francesco. Le immagini diffuse dal Vaticano mostrano un viso sereno ma segnato dall'ictus e da mesi di malattie e sofferenza, citata nel suo ultimo scritto, dove si legge: «La sofferenza si è fatta presente nell'ultima parte della mia vita, l'ho offerta al Signore per la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli». E la comunità trevigiana si stringe attorno al pontefice defunto, forte e sentita la presenza alla preghiera celebrata al Duomo dal vescovo Michele Tomasi. Le telefonate che ho preso in questi giorni sono state moltissime e non avevo ancora chiaro quanto grande fosse l'affetto e come lui fosse un testimone vero di Gesù presso la gente. Quello che mi fa riflettere è questo oceano di persone semplici, proprio semplici, che si sono identificate, che si identificano con questo uomo. Un'eredità che è fatta di parole ma anche di gesti e che Papa Francesco ha seminato nei suoi 12 anni di pontificato. Sono semi molto semplici che solo nel silenzio e nella semplicità si riescono a scorgere. E Papa Francesco aveva questa grande dote di riuscire a coniugare il Vangelo con la storia. Lui ha cercato di raccontare oggi chi è Gesù e qual è la speranza che lui ha immesso nel mondo e quello che dobbiamo essere per essere i suoi testimoni. Intanto la diocesi di Treviso ha diramato delle indicazioni liturgiche durante la sede vacante. A Santa Maria del Rovere il parroco invita a trasformare il dolore in speranza. Cercheremo di pregare con più intensità, cercando di cogliere la testimonianza e la profezia che lui ci ha lasciato. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Amen. E com'era la cosa? Grazie, grazie.